Prosegue la campagna social Compra e regala artigiano, lanciata da Confartigianato Imprese Veneto per sostenere le tante attività artigiane della nostra regione e ripresa dall'Associazione Vicentina sui propri canali istituzionali. L'iniziativa è a sostegno di tutte quelle imprese che lavorano sul territorio e che possono offrire un valore aggiunto in termini di sostenibilità e di valorizzazione delle produzioni locali, commenta Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Vicenza. Sentiamo Oliviero Olivieri, presidente dei pasticceri Confartigianato. Invitiamo tutti a comprare per fare uso personale e per regali prodotti artigiani che possono essere quelli alimentari oppure quelli di tutti gli altri settori. L'importante è che siano artigiani. Sempre più artigiani si sono attrezzati con i moderni strumenti digitali per il commercio elettronico e per effettuare consegne a domicilio, aggiunge Ruggero Garlani, presidente dei panificatori e rappresentante del sistema alimentazione. Con questa nuova campagna vogliamo ricordare che siamo pronti con le nostre proposte, arricchite dalla possibilità di un contatto diretto con ciò che si sceglie e con chi lo crea. E non solo. Regalare artigiano significa oggi mantenere la vivacità delle comunità locali per poter continuare ad acquistare i prodotti del nostro territorio nei negozi sotto casa. Andate pure a comprare nei negozi sotto casa tutti i prodotti artigiani. Quando si parla di prodotti artigiani, logicamente la fa da padrona il settore alimentare, ma tutti quanti gli altri settori. In questo modo si aiutano le imprese artigiane e anche dell'indotto, perché non dimentichiamo che ci sono tantissime altre aziende che collaborano tra di loro per creare dei prodotti. Facendo in questo modo aiutate le aziende in questo momento di difficoltà a pagare i dipendenti e quindi ad avere tutti quanti un momento di serenità per passare bene le feste.